vale 2, quindi se da 7, 2 per 7 è 14. E invece il gusto vale 3, quindi se danno 9, però è comunque una gara dove i bambini si impegnano. Poi voi andate al balcone dove avete fatto le iscrizioni e c'è un sacchettino dove dentro c'è l'area di Genova, così quando andate in vacanza ve la portate sempre dietro e non vi dimenticate. Il gioco che abbiamo fatto quest'anno che è molto carino, un libro che ci ha offerto i giurati assaggiano, si dichiarano quelli che sono stati migliori, semplicemente perché i bambini ci tengono, e poi tutti in fila andranno nel salone del maggior consiglio e saranno loro che come se dessero un testimone ai grandi che incominciano. Il concetto è: noi abbiamo fatto la gara, adesso voi cari grandi adulti, ha vinto Marti in un piccolo sacchetto di cellophane. Il formaggio parmigiano è grattugiato e anche il pecorino salvo, però l'aglio è dentro un sacchettino e quindi... Ma dove metti il formaggio? Questo dovresti saperlo. Vi consiglio, se non l'avete già fatto, di andare a vedere sul sito dove vedete come nel mondo in questa manifestazione viene chiamata e cercata. La settimana scorsa c'era la trasmissione Unti e Visuti con lo chef famoso che ha fatto un sacco di riprese in città e anche un'eliminatoria del campionato. A Belfast ci ha chiamato l'UNESCO perché hanno inaugurato un sito e come attività originale hanno voluto fare un'eliminatoria. Insomma, Genova gira nel mondo. Per i bambini questo è il quarto campionato e lo devo dire che è per merito della vita. Siete pronti bambini? 1. Ecco, i genitori mi raccomando indietro, le maestre vi aiutano.